Continua la tradizione della festa delle migranti, anche quest'anno è tutto pronto, è stata una bella festa. Sì, siamo giunti alla 63esima edizione, quindi è una festa che viene da lontano. Poche feste hanno una durata come questa per un argomento come questo, perché in questa valle, in questo paese, in tutto il Liguria, ma in particolare nel Tigullio, l'emigrazione è stata molto forte, a iniziare circa dal 1850 fino al 1950, quindi 100 anni di emigrazione che hanno portato personaggi importanti che sono diventati illustri nei vari rami. Quindi questa è la continuazione di quello per far capire quanto è stata importante l'immigrazione anche per lo sviluppo del nostro paese. Quindi questa festa va avanti e va avanti. Quest'anno il Signore ci ha donato la presenza di Monsignor Lino Panizza, che è venuto per tanti anni qui, e io lo chiamo un po' il capo del Papa, perché Monsignor Lino Panizza è stato per un periodo il segretario della Conferenza Episcopale del Perù, quando l'attuale Papa Leone era vescovo di Chiclayo, quindi hanno avuto modo di conoscersi bene in quegli anni e quindi abbiamo anche questo dono per avere Monsignor Lino Panizza oggi a Favale. E ormai comunque già anche da tanti anni c'è questo premio Radici che lui stesso, Monsignor Panizza, ha ricevuto. Sì, Monsignor Panizza è stato uno dei primi premiati proprio perché io ho visto, sono stato diverse volte nella sua scuola, nella sua università a Lima, dove ha formato tante persone sia nel campo sociale sia nel campo economico, ma soprattutto io lo definirei un Don Nando degli anni 2000, perché lì ha formato tanti giovani a imparare un mestiere, come si diceva allora, al centro del villaggio, e lui l'ha fatto là con tanti giovani, perché lui aveva una parrocchia di oltre 3 milioni di abitanti e in questi 3 milioni di abitanti il 50% vivevano in baracche, quindi gli ultimi che si approcciavano ad andare in una grande città come Lima vivevano in baracche. Lui ha avuto la capacità di essere vicino agli ultimi, a tutte queste persone, e quindi è veramente stato un grande personaggio per quanto riguarda in particolare il Perù, ovviamente. E Sindaco, credo che mantenere questa tradizione da un lato sia meritevole ma anche impegnativo. Beh certo, c'è sempre da organizzare, da prendere contatti con chi è all'estero. Quest'anno grazie anche a Telepace, cioè quando io ho sentito che Telepace fa la diretta mi è venuto subito in mente che era un'occasione unica, perché per vedere il nostro santuario, i nostri canti, ma soprattutto per chi è all'estero da poter seguire la messa in diretta. Difatti io ho distribuito il link Sud America, Cile, Perù, Argentina, Nord America, Oregon, Wisconsin, Svizzera, Australia, cioè in giro per il mondo oggi hanno seguito la nostra messa in diretta da Favale. L'emigrante, come diceva l'ingegnere Boitano, è una tradizione che noi ci teniamo e continuiamo a portarla avanti, e anche la presenza di tante autorità dimostra che comunque è sentita in tutta la vallata. Ecco, parliamo di chi è stato premiato quest'anno sul premio Radici. È una signora di origine favalese e è una signora significativa anche per questo, perché lei è già la terza, quarta generazione, però è attaccata a questo paese, è la terza volta che ritorna a Favale. Lei ha vissuto in California, attualmente vive in Nevada, e quindi anche loro hanno la capacità di spostarsi anche all'interno degli Stati Uniti. Quindi questa signora è molto significativa per questo, perché ha molti parenti anche da queste parti e gli sarà conferito quest'anno il premio Radici. Bene Sindaco, allora ecco, aver colto la diretta è stata un'ulteriore festa nella festa. Sì, esatto, è stata un'occasione unica. Io pensavo, quando alla fine il coro cantava l'Ave Maria in senese, ho detto senz'altro in tanti paesi adesso stanno piangendo, sentendo e ricordando Favale in genovese. Ave Maria. Cielo, en gran pensiero
Eccellenza, è stato oggi un ritornare alle origini anche per lei. È stato un regalo, non me l'aspettavo, ormai ho detto sono tempi passati, no? I bimbi crescono e le mamme invecchiano e i papà anche e i nonni invecchiano tutti, per cui è stato davvero per me un regalo che mi ha chiamato alcuni giorni fa il sindaco Crino Ubaldo, no? Io ho detto come posso, però mezzo sì, mezzo no andrò, e il Signore ha fatto sì che venga, con piacere, è stata una gioia rivedere la bellissima chiesa che c'è qui a Malvar, bellissima, credo che sono pochi i paesi che l'hanno una cosa simile, veramente. E poi condividere, perché io molti anni fa mi hanno dato il premio Radici qui, no? E allora condividere con le nuove generazioni queste belle realtà che ci sono ancora in Italia. Ecco, sicuramente lei è amico del nostro Papa. Quale rapporto può raccontare? Ma posso raccontare che siamo stati membri della conferenza episcopale. Io ero il vicesegretario, io ero il segretario, lui era il vicepresidente. Per cui abbiamo avuto varie tappe per lavorare insieme, per stare insieme, per conoscerci. Poi lui è stato fatto amministratore apostolico della diocesi che è Callao, che è a nord di Lima, e io ero vescovo della diocesi di Carabaglio, che è confinante col Callao. Per cui abbiamo avuto molti motivi per lavorare insieme e abbiamo lavorato, credo, abbastanza bene. Lui bene, io più o meno. Vi siete già sentiti dopo l'elezione? Sì. Il giorno 29 l'arcivescovo di Genova ci ha invitato a dare una testimonianza, noi che lo conoscevamo. C'ero io, c'era il cardinal Bagnasco e c'era un vescovo che anche lui è stato vescovo in Perù molti anni, che è un agostiniano come il Papa. Allora ci hanno invitato l'arcivescovo a questa testimonianza, essendo che sia io che l'altro vescovo, Domenico Berni si chiama, siamo mezzi così rapperciati, no? E allora siamo andati prima per non fare tardi, eccetera, eccetera. Siamo arrivati, la riunione era alle 6, noi siamo arrivati alle 5:30. Noi ci siamo messi in sacrestia a far passare il tempo, a parlare del più del meno. Parlavamo logicamente del Papa perché lui era suo confratello, io ero suo, che avevo lavorato con lui, anche l'altro vescovo. E mentre aspettavamo gli ho detto a Domenico: tu l'hai sentito? Dice no, non l'ho sentito perché ci avrà un sacco di lavoro, l'ho lasciato perdere. Mentre eravamo lì a parlare io ho preso il mio telefonino, l'ho chiamato e mi ha risposto lui. Mi ha detto: oh Lalino, come stai? E io cosa gli dico adesso? Non posso dirgli olla. No. E allora dopo poi gli ho detto: oh santità mi scusi, però siamo qui, gli ho spiegato. Poi abbiamo parlato tutti un momento con lui. E mi dice: non so se mi lasceranno ancora il telefono o no. Poi glielo toglieranno, no? È ovvio, se no. Ecco così. Abbiamo lavorato insieme alcuni anni, no? Oggi la sua presenza qua. Con tanti anni accompagno Monsignor Lino Panizza a questa grande festa dei Liguri nel mondo. È stato cofondatore della università che abbiamo creato in Perù. E anche io sono figlio di migranti, di papà e nonno ligure, e venire ogni anno in questa terra mi fa anche ricordare le mie radici, le mie origini, e per noi è una grande festa e sono contento di essere qua accompagnando anche Monsignor Lino Panizza. Ecco, cofondatore dell'università, 2 notizie sull'università. L'università già fa 26 anni, l'università è cresciuta molto a Lima, è un'università cattolica a sede Sapiense che nasce nella periferia di Lima Nord, e oggi siamo presenti nella selva peruviana,
Atalaya, siamo presenti anche nel nord e anche nella parte della Sierra peruviana, abbiamo circa 14.000 studenti e abbiamo rapporti interessanti anche con Genova, con l'Università di Genova, dove stiamo facendo i master a doppio titolo. E abbiamo progetti di servizio civile anche con altre università italiane di Bari e sempre siamo alla ricerca di far anche crescere la cultura italiana a Lima con progetti abbiamo una cattedra di italiano, abbiamo corsi di lingua per docenti in italiano e quindi lavoriamo anche questo aspetto dell'internazionalizzazione. E dunque la tradizione dei liguri nel mondo è sempre viva? È sempre viva, siamo la colonia più grande in Perù e speriamo che non si perda questa tradizione, no? che si creino anche altri spazi, no? Per continuare con questa bella tradizione che ci fa ritornare alle nostre origini. Volevo approfittare di Telepace per ringraziare Chiavari, Telepace e tutta la Liguria per l'aiuto che ci ha dato all'università sostenendo studenti eccetera. No? Molte grazie a tutti, che il Signore vi benedica. Ringraziamo Don Gabriel per l'accoglienza di questa mattina, di parrocchia in parrocchia dicevamo, e questa mattina eravamo proprio con piacere, no? In questa anche festa delle migranti, abbiamo trovato anche appunto Monsignor Lino. Sì, è una festa bella, la gente ci tiene, come avete notato, dona tutto perché la festa sia festa, perché ci tengo anch'io, ci teniamo tutti. Abbiamo avuto l'onore di avere Monsignore Panizza con noi, ci tenevamo a invitarlo, lo invitiamo tutti gli anni, tutti gli anni lo invitiamo ma non viene, però oggi siamo riusciti a portarlo qua con noi, quindi siamo contenti. Qui ci sono tanti simboli, non so se avete notato, i simboli dell'emigrante, la valigia, l'uomo che partiva, per un po' raccontare anche ai ragazzi, ai giovani, la vita che facevano i nostri antenati, i nostri vecchi che sono partiti con tanta tristezza comunque nel cuore, però con pazienza, con la preghiera e anche con sostegno magari tra di loro, no? Vedi che oggi siamo ancora qui. Anche quest'anno ci incontriamo a Favale di Marlborough. Si capisce, anche quest'anno non potevo mancare, anzi avevo detto a Giovanni Boitano, che è il nostro Senior Vice Executive Vicepresidente o galatute, no? O non ve fa il Presidente. Allora ho detto, mi hanno venuto perché qua stampella. Non stai preoccupare, aspetta su. Poi dopo ho visto sta scalinata deserta, ho detto la devo fare. E vedi che sono stato aiutato perché sono riuscito ad arrivare in cima senza fatica. E per me è stata una conquista perché vedi, sono un po' mal preso. Parliamo un pochino dell'associazione Liguri nel mondo. Dunque, abbiamo un incontro adesso il 4 con uno che viene dal Brasile, che è un deputato, col quale vogliamo fare dei gemellaggi, in particolare con Santa Catalina, vogliamo fare un gemellaggio con Sassello, perché il responsabile, che è un ingegnere costruttore, ha fatto dei grattacieli, e poi vorremmo fare anche diversi collegamenti con Stati Uniti, California, abbiamo una sede di San Francisco che dobbiamo rinvigorire, perché come tu puoi immaginare i veggi se ne vanno, come sparisce un vecchio, nessuno più, anche perché porti un fardello mica da ridere a portare sulla schiena un'associazione. Poi abbiamo contatti con l'Australia, con tutto il mondo. Il problema difficile è mantenere i rapporti. Per fortuna oggi con internet riusciamo a lavorare con più facilità, insomma, ecco. Questa mattina è significativa la presenza anche di Monsignor Lino Panizza. Direi di sì, perché è un grande che viene dal Perù, il quale ha avuto sicuramente dei contatti con il nostro beneamato Papa, che siamo tutti contenti e onorati di avere un Papa così, con uno stile e una classe diverse, che io apprezzo moltissimo. Me che Susa sposò, ecco, tal dico.
Va bene. Quindi... Allora un saluto a tutti i liguri nel mondo che sicuramente attraverso Telepace li arriverà sicuro. Penso proprio di sì. Allora grazie, un caro saluto a tutti quelli che ci ascoltano, che seguono Telepace e un augurio di felicità, serenità e buona salute. Palanche Nughe Metto. Vi abbiamo visto prima animare la messa nel coro, adesso siete qui poi per la festa. Fate sempre voi dell'animazione musicale. Allora sì, noi siamo nati 40 anni fa come corale parrocchiale, la corale parrocchiale di San Vincenzo di Favale di Malvaro, e abbiamo preso il nome del nostro santo patrono. Però poi dopo 2 anni abbiamo incontrato amici nell'associazione culturale Castello dei Ciavai e piano piano abbiamo iniziato anche ad inserire nel nostro repertorio dei canti in genovese, e soprattutto che per portare avanti la nostra tradizione, canti che parlano non solo dei luoghi ma anche della nostalgia dei nostri emigranti, ed è per questo che oggi siamo qua a cantare per loro. Quanti siete all'incirca in questo gruppo? Allora, quando siamo al completo siamo circa 35 persone, tra grandi, anziani e meno grandi. Siamo tutte persone che lo fanno a livello amatoriale e appunto animiamo tutte le nostre manifestazioni sia religiose che non. Infatti siete persone di età molto diverse, abbiamo visto. Come si vive lo stare insieme tra persone comunque che arrivano anche da ambienti molto diversi? Ma guarda, è stata un'esperienza, parlo proprio a livello personale, fantastica, perché io ho iniziato quando avevo 9 anni e appunto avevo l'esempio dei più anziani, dei più grandi, e è stato questo che ci ha permesso di avere un ricambio generazionale, e quelli che oggi hanno la mia età praticamente sperano di lasciare ai ragazzi più giovani un qualcosa che affinché un domani possano portare avanti la tradizione e il servizio per il nostro paese, sia liturgico che folcloristico. Siete tutti più o meno di Favale, c'è chi arriva anche un pochino più lontano? Allora, la maggior parte è di Favale di Malvaro, alcuni sono originari di Favale di Malvaro anche se per esigenze di studio e lavoro non vivono qui in paese, e alcuni invece si sono aggregati, vengono dai comuni limitrofi, e la cosa che ci accomuna è l'amicizia e la passione per il canto. Allora, cosa significa ricevere questo premio? It means a lot. Ci è voluto tanto tempo a trovare le radici della mia famiglia qui a Favale. Quando sono finalmente riuscito a trovarla mi sono sentita completa, e per me questo premio è una grande emozione. E quali sono i suoi familiari di Favale? In the past, Celestina Consiglieri, mia nonna, immigrated. Sua nonna Celestina Consiglieri, che partì qui da Favale, aggiungo io, dagli inizi del Novecento, e poi si sistemò laggiù, e qui rimasero tutti i suoi parenti, i fratelli e le sorelle, e poi i discendenti chiaramente.
che effetto le ha fatto vedere Favale, vedere un posto che immagino sia diverso da quello in cui vive e è cresciuta lei? Very different, but it's very... È molto bello, qui tutta la gente è molto espansiva, mi ha accolto molto bene e mi sento veramente a casa. Un'ultima cosa, quanto tempo ci viene a Favale? Ogni quanto? 9 years ago, but this is our fourth. L'ultima volta è stata 9 anni fa, questa è la quarta volta in cui vengo a Favale, spero di tornare presto. La cosa più strana, che più la sorpresa che ha visto qui a Favale rispetto alla vita negli Stati Uniti? This time, all this. Tutto questo, tutta l'attenzione che c'è su di me All oggi. the attention. Yeah. Just